Giampaolo Bonfiglio, 4 giorni di stati generali della pesca del Veneto, un tavolo di confronto aperto a tutta la filiera, un suo giudizio. Ma il mio giudizio non può che essere positivo in quanto rappresentante, presidente di un organismo consultivo che valorizza il ruolo delle categorie, degli stakeholder, del dialogo tra ricerca, istituzioni e operatori del settore. Non può essere che positivo perché qui a Venezia abbiamo ricevuto per la prima volta nella storia un risultato importante, quello di una proposta di diversi piani di gestione proprio nati dal basso attraverso una collaborazione fra ricerca, istituzioni regionali e operatori del settore. È un risultato sicuramente da valorizzare, noi ci auguriamo che questo possa essere portato sui tavoli internazionali di condivisione insieme a altri paesi adriatici come la Slovenia e la Croazia per essere presentato come proposta regionalizzata ai sensi dei regolamenti comunitari e quindi avere tutta la valutazione, tutta la, diciamo, la prosecuzione di questo percorso che da Venezia indica anche un nuovo metodo di approcciare la sempre più complessa materia della gestione della pesca e dell'ambiente. Il comparto ha apprezzato questo percorso che è iniziato con gli stati generali, il comparto però chiede anche delle risposte in tempi moderatamente brevi. I tempi sono sempre più stretti anche perché le emergenze, soprattutto ambientali, sono sempre più evidenti ed importanti. Abbiamo crisi in corso come quella del caro gasolio che ormai investe tutta l'Europa. Abbiamo ancora da proseguire, da migliorare sul piano della ripresa degli stock e quindi della massima cattura sostenibile come obiettivi fissati dai regolamenti comunitari. È chiaro che le categorie vorrebbero che tutto questo durasse poco, che si arrivasse già a una situazione più positiva e di equilibrio. Non tutto dipende dalle istituzioni preposte al governo della pesca, ma noi crediamo che fra sforzi internazionali e nazionali noi dobbiamo fare del nostro meglio per dare il nostro contributo e quindi occuparci più strettamente dei problemi gestionali. Chi si aspetta oggi che questo percorso sia breve non deve far altro che aumentare il proprio livello di disponibilità e collaborazione.